Che cosa vedi, Franco? Dacci un resoconto in diretta di questa tomba numero 2 che sta rivelandosi come una delle più importanti della zona di Mesue Montes. Ci vuoi fare un resoconto in diretta, Franco? Cosa vedi dentro la tomba? Che cosa c'è qua dentro? Qua dentro ci sono degli elementi architettonici e di scultura bellissimi. Sulla parete a destra osservate come lo spazio sia stato delimitato da questa banda che percorre tutta la parete e all'interno della quale ci sono delle incisioni a V, guardate, ripetute diverse volte. Purtroppo rimane pochissimo perché questa è una roccia molto friabile. Sulla parete a destra si continua con questo elemento architettonico che incornicia tutta la parete e qui addirittura possiamo osservare due protomitaurile. Guardate, una, vedete, di tipo allungato con le corna, le punte delle corna rivolte verso l'alto, sono due sovrapposte, al centro c'è una clessidra, una forma strana che ricorda la clessidra, il tutto incorniciato da queste bande verticali, una a destra e una a sinistra, che rappresentano un po' anche le lesene dell'architettura. Ancora qui la cornice superiore, l'angolo messo in evidenza da questi elementi architettonici e, meraviglia delle meraviglie, all'interno di questa stanza abbiamo un grandissimo ambiente con due pilastri su base circolare, con al centro un focolare bellissimo, rotondo, con all'interno tre elementi verticali che sono naturalmente risparmiati nella roccia, perché attenzione, questa è tutta architettura scavata, per cui è tutta architettura in negativo. Lì rappresenta l'interno, l'ambiente principale di un'abitazione, perché se ne avessimo una possibilità di vedere meglio potremmo vedere. Vi ricordo che questa è la tomba numero 2. Tomba numero 2 e sicuramente di fronte a noi ci sarà la falsa porta, perché ci sono tutti gli ingredienti delle Domus Deianas più complesse e più complete della cultura di San Michele. Cultura di San Michele con i sardi che rappresentavano nelle loro tombe la loro casa da vivi, per cui abbiamo i pilastri che sorreggono la copertura, il focolare al centro, di fronte una porta solo incisa, solo scavata, risparmiando gli elementi architettonici perché deve indicare l'aldilà.